sconforto del papà di Manuel Bortuzzo, il 19enne promessa del nuoto ferito da un colpo di pistola a Roma per uno scambio di persona. L'uomo lancia un appello per aiutare le forze dell'ordine a trovare i responsabili. Condizioni stabili ma ancora nessun segno di ripresa degli arti inferiori, attesa per gli aggiornamenti medici, la comunità di Morgano sconvolta. Tragedia a Castelfranco, nel pomeriggio un operaio di Veneto Strada è morto mentre lavorava con un collega nel cantiere lungo la circonvallazione. È stato rapinato del portafoglio all'uscita di un bar, vittima un 25enne. Sabato sera a Treviso i responsabili sono stati arrestati. Manutenzione straordinaria ai ponti stradali, una ventina di manufatti interessati in Veneto all'intervento programmato dalla Regione, i primi 2 cantieri a Treviso. Zero Branco, si è spenta a soli 41 anni la rappresentante della lista civica di opposizione Città Futura, Luana Antelmi, il consiglio comunale rinviato per lutto. Folla di fedeli ieri a San Biagio di Callalta per la processione dedicata al santo protettore della gola e al termine della funzione si è rinnovato il rito delle candele incrociate. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano lo sconforto del papà di Manuel Bortuzzo, il 19enne promessa del nuoto ferito da un colpo di pistola a Roma, probabilmente per uno scambio di persona. Il papà lancia un appello per aiutare le forze dell'ordine a trovare i responsabili. Sentiamo. Se qualcuno ha visto qualcosa o può dare delle informazioni utili alla polizia per identificare le persone che hanno sparato a mio figlio, ovviamente saranno ben accette. L'appello di un padre disperato a chiunque possa dare una mano. Franco Bortuzzo, nonostante le ore terribili di attesa che pesano come un macigno, è risoluto mentre chiede che vengano assicurati alla giustizia i responsabili, chi ha sparato a Manuel ferendolo gravemente. Forse qualche altro genitore che ha un figlio magari che può aver visto qualcosa, può capire cosa sto passando, può cercare di aiutare nelle indagini. Sono ore drammatiche per tutta la famiglia di Manuel Matteo Bortuzzo, il 19enne promessa del nuoto. In condizioni ancora critiche, Manuel è stato operato 3 volte dall'equipe di neurochirurgia al San Camillo. La prognosi resterà riservata fino al prossimo bollettino medico. Hanno cominciato a togliergli un po' l'anestesia e comincia a riprendere, a muoversi un po', diciamo, a reagire, ecco, all'anestesia, e quindi speriamo, siamo qua e confidiamo in un prossimo guarigione del ragazzo che si sveglia, e vediamo quali sono i danni di questo proiettile, insomma, che si è conficcato dietro alla spina dorsale, quindi non è una bella situazione, ecco, dico la verità. L'importante è portarlo in qua. Poi vediamo, insomma, quello che sarà, affronteremo. È tornato da Roma da poco tempo? Sì, il viaggio è stato lungo, come sempre. Ieri era ancora più lungo perché scendere giù ad aspettare la risposta dei medici è stato un viaggio veramente pesante. Oggi siamo qua a riprendere gli effetti personali, ritorno di nuovo giù a Roma. La fiducia dei familiari è riposta senza indugio verso le forze dell'ordine che lavorano in maniera serrata nella speranza di assicurare alla giustizia gli autori di questo brutale agguato. Di loro sinceramente non voglio sapere nulla, non è che in questo momento mi interessi, è solo per togliere via dalla strada queste persone che secondo me non hanno neanche diritto, cioè uno non può andare a mangiare un panino che viene preso di mira in questa maniera qua, ecco. Lei chiede giustizia? No, io chiedo la vita di mio figlio, che ritorni a camminare, che ritorni a casa, che stia tranquillo, che faccia quello che deve fare e basta. Se la giustizia avrà il suo corso, ci saranno persone che saranno all'altezza di farlo, e a me sinceramente non mi cambia la vita, deve cambiare la vita per la società, a me ormai la vita è già cambiata. Ci sono state delle polemiche sul ritardo dei soccorsi? Le polemiche purtroppo ci sono perché Roma è Roma, quindi si sa benissimo che una Croce Rossa prima che arrivi, bene o male, ci vuole parecchio tempo. Sono stati infatti 25 minuti, d'altronde c'era anche la polizia lì, hanno cercato di intervenire anche loro. Poi, prima di salutarci, ci mostra con orgoglio il palmarès di una famiglia appassionata di nuoto e dei prestigiosi premi che Manuel ha conquistato in vasca.
un padre pronto a ripartire per Roma con la speranza nel cuore. Mi auguro comunque che sì, ce la facciamo, dai, ce la facciamo, va bene? Ed ora nel prossimo servizio ricostruiamo quanto accaduto a Roma sabato notte. Condizioni stabili, ma ancora nessun segno di ripresa degli arti inferiori. Se da un lato proseguono le indagini per assicurare la giustizia ai 2 individui che sabato notte hanno sparato a sangue freddo a Manuel Bortuzzo, dall'altra c'è la battaglia che il 19enne di Morgano sta combattendo dal letto di ospedale al San Camillo di Roma. Il proiettile che lo ha raggiunto al petto, perforandogli un polmone, arrivando alla spina dorsale, è stato estratto dai chirurghi che lo hanno operato per ben 3 volte, ma se abbia causato danni permanenti saranno le prossime ore a dirlo. Manuel, fanno sapere dal Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale della Capitale, presenta un buono stato di coscienza, una volta sospesa per una breve finestra temporale l'anestesia, ma sulle funzionalità del midollo non ci sono novità. In giornata era prevista una risonanza magnetica e ulteriori esami che serviranno a dare un'indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre l'impulso nervoso. La prognosi rimane dunque riservata, la speranza di tutti è che il 19enne possa tornare a una vita normale e alla sua passione, il nuoto, che l'aveva portato, lui atleta delle Fiamme Gialle, ad allenarsi al Centro Federale di Ostia. Così lo scorso ottobre raccontava la sua esperienza romana a un quotidiano online di informazione sportiva, Swin Beats. Dato che l'anno scorso purtroppo la stagione è andata molto male a causa mononucleosi, ho detto le cose o le facciamo bene o non le facciamo, quindi ho detto veniamo qua che è il posto secondo me migliore per me. E ci sfondiamo di mezzo fondo. Ci sfondiamo di chilometri di mezzo fondo. Di mezzo fondo. Mi vedi che sono come un pesciolino in mezzo agli squali. È vero che sei ancora un po' carente di allenamento? Sì, come ho fatto appunto che l'anno scorso sono stato male, sto appena riprendendo. Però sto riprendendo bene. Sul fronte delle indagini sarebbe stato identificato, ma non sarebbe reperibile, uno dei 2 individui che in sella allo scooter prima hanno urlato qualcosa, poi hanno sparato a Manuel. Piazza Eschilo, all'Axa, la stessa piazza su cui si affaccia un pub dove poco prima c'era stata una rissa, tanto che sul posto era già presente la polizia. Il giovane nuotatore trevigiano non c'entrava nulla, gli investigatori pensano che i suoi aggressori, 2 individui noti come pericolosi, l'abbiano scambiato per un altro con cui avevano dei conti in sospeso. Sconcerto a Morgano e Badoere come sui social per quanto accaduto a Manuel. Sentiamo. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro dei social. Manuel infatti è molto conosciuto. Classe 1999, gli esperti del nuoto lo avevano etichettato come promessa del mezzofondo italiano, tanto che da Treviso aveva raggiunto Ostia per allenarsi al Centro Federale del Polo Natorio, dove ha condiviso tante volte l'acqua con i campioni paltrinieri Detti e Acerenza. Una promessa del nuoto, ferito gravemente senza pietà per colpa di una mano criminale. Una notizia che anche a Morgano ha creato molto sconcerto, a cominciare dal primo cittadino Daniele Rostirolla. Rimango sconcertato appunto per l'accaduto, per questo scenario da Far West, e mi spiace moltissimo per Manuel e per la sua famiglia. A Manuel innanzitutto auguro la pronta guarigione, mi auguro che torni presto a praticare lo sport che lui tanto ama, il nuoto. E la famiglia mi stringo appunto in solidarietà, esprimendo appunto a nome di tutta la comunità il nostro sostegno. Un atto criminoso che desta indignazione e profondo rammarico, ha sottolineato il sindaco. Noi non siamo abituati a queste, mi ripeto, strategie da Far West. Le nostre comunità qui del Veneto sono molto lontane da questo tipo di scenari. È molto preoccupante che a caso vengano colpite persone, l'odio è imperversante sicuramente, e anche la criminalità è imperversante, per cui voglio che la giustizia faccia il suo corso, mi auguro che lo faccia in maniera determinata e che non ci siano sconti di pena attenuanti per un gesto così, che mirava soprattutto ad uccidere, e non ci sono altre scusanti. Anche nel panificio dove lavora Rossella, la mamma di Manuel, stentano ancora a credere quanto è successo al 19enne. Sì, ma certo che mi ha sconvolto, ma pareva impossibile invece. Rossella è a Roma, loro attendono notizie. Sì, è partita, è partita ieri mattina, noi non sapevamo niente, ma così. Le auguro tantissimo coraggio e tantissima fortuna, tutto lì.
E proseguiamo con la cronaca, andiamo ora a Castelfranco dove nel pomeriggio un operaio di Veneto Strade è morto mentre lavorava con un collega lungo la circonvallazione. Prima ha travolto i segnali stradali appena posizionati, poi è piombato contro il furgone fermo al lato della carreggiata. In strada l'ultima tragedia sul lavoro, vittima un operaio di Veneto Strade di 48 anni di Casoni di Mussolente alle porte di Bassano del Grappa, Alessandro Farronato. L'incidente poco dopo le 14 lungo la circonvallazione esterna di Castelfranco Veneto. Miracolato ma sotto shock il collega che era con lui e che stava di fatto compiendo le stesse azioni della vittima. Farronato è rimasto schiacciato tra il suo furgone tamponato dal tir e il guardrail. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e consegnarlo alle cure dei paramedici del SUEM 118, ma il 48enne era già senza vita. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti che dovranno ora cercare di dare una spiegazione alla manovra del camionista che non si è accorto in tempo del cantiere che i due operai stavano allestendo per eseguire alcuni lavori di manutenzione, ignorando i segnali, addirittura travolgendoli e terminando la sua corsa contro il furgone. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori. Il 48enne è morto praticamente sul colpo, lascia la moglie e una figlia in tenera età e i fratelli che gestiscono un bar proprio a Mussolente. Sul luogo dell'incidente nel pomeriggio anche il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, che ha voluto rendersi conto di persona dell'accaduto. Pestato e rapinato del portafoglio all'uscita di un bar, vittima un 25enne, accaduto sabato sera a Treviso. Fermarsi in un bar tabacchi per prendere le sigarette e all'uscita a scoprire che una donna sta rovistando nella tua auto parcheggiata poco distante. Ma quando riesci ad allontanarla e a salire sulla vettura, qualcuno si lancia letteralmente sulla macchina appena partita, riesce a bloccarti, aprire la portiera, scaraventarti fuori e prenderti a calci e pugni per prenderti il portafoglio. Il racconto shock è quello di un 25enne romeno che ha denunciato tutto alla polizia, consentendo agli agenti delle volanti di individuare i rapinatori. È successo sabato sera in via Bixio a Treviso. La donna che rovistava nell'auto è una 30enne di Capoverde. Il complice, l'aggressore violento, un 40enne padovano pluripregiudicato. Dopo aver pestato il ragazzo, i due sono fuggiti a bordo di una Fiat Multipla. La polizia ha iniziato la loro ricerca su tutto il territorio con l'ausilio degli operatori della sala operativa che nel frattempo visionavano tutte le telecamere comunali di videosorveglianza. Dopo poche ore la stradale di Treviso ha intercettato l'auto e l'ha inseguita e bloccata. Altra fuga a piedi dei due, finalmente arrestati in un locale dove si erano nascosti. Per il 25enne numerose escoriazioni e lo shock di un'esperienza difficile da dimenticare. Manutenzione straordinaria ai ponti stradali, una ventina i manufatti interessati in Veneto all'intervento programmato dalla Regione. I primi due cantieri sono stati aperti proprio a Treviso. Vediamo. È un disagio che creiamo, ma gli utenti devono sapere che una volta finiti i lavori potranno girare su questo ponte sicuri e tranquilli per altri 30 anni. Tangenziale di Treviso, all'altezza del cavalcavia su via Ruzzante, ancora 10 giorni di passione per gli automobilisti in attesa che Veneto Strade termini i lavori di consolidamento del manufatto. Partito oggi invece il cantiere del cavalcavia su strada Sant'Angelo e qui i lavori andranno avanti per un mese. Interventi per 600.000 euro che danno il via alle manutenzioni straordinarie dei ponti stradali regionali in Veneto, programmate dopo la ricognizione compiuta ben prima di Ponte Morandi, col direttore di Veneto Strade Bernizzi che era andato a chiedere alla Regione i finanziamenti per procedere. Aveva chiesto la disponibilità di 10 milioni di euro di risorse, parlando con il Presidente Zaia ne abbiamo stanziate subito, immediatamente 15 milioni su un triennio in modo che gli interventi principali fossero fatti anche velocemente e fosse ripristinato lo stato di manutenzione ordinario di questi ponti, quindi ben venga. Questi 15 milioni noi stiamo partendo con una serie di ponti, di cui i primi due sono questi qua a Treviso, poi abbiamo altri 18 ponti. L'intervento più grosso l'abbiamo su un ponte sull'Adige a Legnago in provincia di Verona che ci costa 5 milioni di euro e dopo man mano con gli stanziamenti andremo avanti. Antenna 3 aveva documentato il cattivo stato del cavalcavia di Sant'Angelo oltre un anno fa, rischi concreti tuttavia non ce n'erano nell'imminenza. Lo stato di criticità non è pericoloso, hanno necessità di essere manutentati, ma non siamo in condizioni di rischio crollo, ecco questo lo voglio assolutamente precisare. Se non si fa un intervento manutentivo o per ripristinare c'è il rischio che i ferri un po' alla volta si spezzino, a quel punto lì è a rischio da certificare il ponte.
Anche su questo fronte e sulla manutenzione delle strade la Regione punta a ottenere dallo Stato maggiore autonomia. È stata chiesta la restituzione della gestione delle strade statali. C'è stata un'apertura da parte del Ministero in questo, speriamo che vada a buon fine, ma noi sicuramente non abbassiamo la guardia e continueremo a chiedere autonomia sulla viabilità. E l'assessore De Berti ha affrontato anche la questione di altri nodi strategici per la viabilità di Treviso, dal quarto lotto della tangenziale, la competenza del quale sta per passare all'ANAS, al Terraglio Est fino alla strada Ovest, e proprio oggi è stata presentata l'associazione I Love Strada Ovest. Sentiamo. L'apertura della Pedemontana ed il casello di Spresiano inevitabilmente trasformeranno la strada Ovest nella principale via d'accesso a Treviso, con conseguenze che, se non sono ancora esattamente quantificabili, sono facilmente immaginabili sul fronte del traffico, già oggi costantemente congestionato. I 33.500 transiti al giorno, con l'emissione di 243.000 metri cubi di smog, fanno capire quanto strategico sia quest'asse viario per i comuni di Treviso e Villorba. Il progetto I Love Strada Ovest, per una rivisitazione complessiva di quest'area considerata come un grande condominio orizzontale, si arricchisce di un nuovo tassello, la costituzione di un'associazione che vede partecipare numerosi imprenditori che in Viale della Repubblica hanno la loro azienda. Una scommessa per ripensare quest'area della città a partire dal problema traffico, destinato inevitabilmente a peggiorare con la Pedemontana. Non si può dire si è preoccupati, bisogna fare. E allora cosa? Bisognerà mettere insieme un sistema di rotatoria che in parte sono già state programmate, un sistema di sensi unici che sono stati programmati, perché no? Anche una area riservata ai veicoli pubblici, agli autobus, come si era tentato di fare, e bisogna continuare a promuovere. Queste saranno le soluzioni per scongiurare quello che viviamo oggi, cioè una coda continua, un serpentone continuo. Ma a cambiare non dovrà essere solo la viabilità. Il progetto di condominio orizzontale potrà avere effetti benefici per tutti coloro che vivono, lavorano, gravitano sulla strada Ovest. Cambierà radicalmente perché riusciremo a fare centri di acquisto unico, riusciremo a fare strategia unica e non più isolata a singole azioni puntuali, ma diciamo in una maniera più complessiva rispetto all'attuale. Una sinergia pubblico-privato che vede protagonisti gli imprenditori. Questa sinergia fra chi fa e chi progetta credo sia indispensabile e non ci siano tanti esempi di questo tipo. Fra l'altro noi vorremmo anche mettere in risalto ovviamente le persone, perché tutto questo investe veramente migliaia di persone, perché noi pensiamo alla CO2, alle auto eccetera, ma dentro quelle auto sono delle persone che logorano il loro tempo inutilmente. Il presidente della Fondazione Villa Emo, Giuseppe Romano, ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere di amministrazione del Credito Trevigiano, la banca di credito cooperativo proprietaria dell'immobile Palladiano, che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con un acquirente privato, l'identità del quale non è mai stata rivelata, per la cessione dell'immobile. Lo si apprende da fonti vicine all'amministrazione comunale, fra cui assessori operano vari soci dell'istituto. La scelta di Romano, secondo quanto appreso, sarebbe da ricondurre al dissenso rispetto all'operazione di compravendita che la banca sostiene di essere sul punto di concludere. La comunità di Vedelago è stata invitata dal sindaco Cristina Andretta a presenziare a una riunione straordinaria del Consiglio Comunale fissata per lunedì prossimo, 11 febbraio, nella quale saranno esposti alcuni elementi di novità rispetto alla possibilità di conservare la villa in mano ai proprietari locali. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso. Il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti in merito ai commenti e alle minacce in rete ai partecipanti alla manifestazione antirazzista di sabato scorso a Treviso. Il clima di odio in cui viviamo, rileva Zanoni, fa spavento. È inaccettabile che ai partecipanti ad una manifestazione antirazzista venga augurata una pallottola in testa di
di essere bruciati vivi o gettati nell'inceneritore più vicino. Non si può far finta di niente, per questo, conclude Zanoni, oggi ho presentato una formale querela contro ignoti. Ed ora andiamo a Zero Branco. Si è spenta a soli 41 anni la rappresentante della lista civica di opposizione Città Futura, Luana Antelmi. Sentiamo. Consiglio comunale in programma domani è rinviato per un grave lutto a Zero Branco. Si è spenta a soli 41 anni per una malattia la consigliera della lista civica Città Futura Luana Antelmi, conosciuta e apprezzata avvocatessa trevigiana, originaria di Sant'Alberto di Zero Branco, membro della Commissione Pari Opportunità dell'ANCI regionale. Quando viene a mancare una persona in generale e in particolare nel nostro caso consigliere comunale, ha poca importanza maggioranza o opposizione, viene a mancare una vita, viene a mancare una storia, viene a mancare un impegno. E allora potrebbero esserci tutte le scadenze di legge da rispettare, eccetera, eccetera, ma di fronte alla morte non ci sono scadenze normali e naturali, c'è soltanto da fermarsi e niente altro. Sposata con un imprenditore, Antelmi aveva partecipato fino agli ultimi mesi del 2018 alle sedute di Consiglio Comunale. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15:30 a Sant'Alberto. Presenti in chiesa il Consiglio al completo e il gonfalone del Comune. Sindaco, che ricordo ha della consigliera Antelmi? Ma splendido, splendido, perché scherzava, rideva sempre, anche gli ultimi auguri per Natale, non di questo Natale purtroppo, ma di quello precedente, anche nell'abbraccio, in un bacio, sentivi tutta la leggerezza, il senso bello di una persona che vuole vivere. Lei era splendida, splendida, bella, ecco, bella in tutti i sensi. Resta un vuoto, resta una sedia vuota, sì. Giornata di passione quella di oggi per gli automobilisti trevigiani costretti a lunghe code sul PUT a causa di un cantiere di lavori per il taglio di alcune piante poco prima di Porta Fra Giocondo. Viabilità ridotta ad una sola corsia con traffico praticamente paralizzato nelle ore di punta. Si scusa per il disagio l'amministrazione comunale. L'assessore Zampese precisa che si è trattato di abbattimenti urgenti di alberi che erano malati e quindi potenzialmente pericolosi per chi transitava su quel tratto di strada. C'è stato però un errore sulla tempistica, continua l'assessore, ed anche per il futuro questi abbattimenti dovranno essere effettuati la domenica. Piove dentro la palestra del CONI di Viale Vittorio Veneto a Treviso, partita sospesa. L'assessore Zampese: per ora interventi tampone, a settembre la ristrutturazione del palazzetto. Vediamo. Partita sospesa a causa pioggia, ma non si tratta di un match all'aperto, bensì della partita di basket tra Nuova Pallacanestro Treviso ed Esperia, che sabato sera doveva disputarsi nel palazzetto CONI. Ebbene sì, piove dentro, così tanto che non era possibile riuscire ad asciugare il pavimento, figurarsi giocare sul parquet trasformato in una grande pozzanghera. Altre volte i ragazzi si sono allenati tra i secchi. Da decenni la storica palestra di Viale Vittorio Veneto, dove hanno praticato diverse discipline sportive generazioni di trevigiani, è in condizioni a dir poco precarie, tanto che le tribune da tempo sono inagibili. Il progetto per la ristrutturazione è pronto. L'amministrazione Manildo aveva già messo a bilancio 900.000 euro per il rifacimento del palazzetto. Ora, con il cambio d'amministrazione, in molti si chiedono cosa accadrà della palestra. Noi stiamo continuando a fare lavori puntuali per ristabilire l'efficienza almeno temporanea del palazzetto, con interventi mirati soprattutto legati all'impermeabilizzazione. Sono difficili e sono, come ho detto, temporanei. La soluzione sta nella ristrutturazione completa del palazzetto del CONI, che è prevista non prima del mese di settembre. Lavori confermati dunque nel rispetto del cronoprogramma previsto giusto un anno fa. Siamo nei tempi, nel cronoprogramma previsto dalla precedente amministrazione, anzi cercheremo di fare un po' più in fretta vista l'urgenza e la necessità. Il basket ora, un altro successo straripante in casa per la De Longhi. Di quarantello in quarantello verso la sfida derby contro Verona. Le due partite sul menù prima della prossima gara sono state digerite bene, anzi benissimo,
Una Treviso Basket che non scivola sulla buccia di banana. È il doppio trionfo con scarti record, prima con Cagliari più 42 mercoledì scorso e poi con 100 ieri più 43. Palla verde in visibilio, dimostrazione di dominio su tutte e due le parti del campo. A mente fredda si può ragionare meglio e al di là dell'ottima prova di ieri il coach Menetti sa bene che le vittorie sono arrivate contro le due ultime in classifica, ma la storia insegna che sconfitte a sorpresa contro i fanalini di coda non sono mai mancate, non per la De Longhi però in questo caso. Abbiamo fatto un po' fatica a livello offensivo all'inizio, ma abbiamo tenuto una buona concentrazione difensiva, a parte un paio di sbavature, e poi dopo abbiamo continuato a giocare fino in fondo. La 17 di Tessitori ai 15 di Barneta, ai 13 di Antonutti, prestazione corale come piace al coach, e grinta fino alla fine, nonostante il distacco abissale, per tenere alta la concentrazione in vista di Verona. La squadra deve avere la voglia di continuare a crescere, abbiamo fatto due buone partite al di là della forza dell'avversario, che erano evidentemente due squadre che vivevano momenti di classifica non dei migliori, e adesso viene una, diciamo così, una competitor, una squadra che ha le nostre stesse ambizioni. A San Biagio di Callalta, ora, dove una folla di fedeli ha partecipato ieri alla processione dedicata al santo protettore della gola. Vediamo. Per l'intercessione di San Biagio il Signore ti possa liberare da ogni male e da ogni pericolo. Una formula che si è ripetuta centinaia di volte domenica pomeriggio nella chiesa di San Biagio di Callalta per i tantissimi che hanno partecipato al rito delle candele incrociate, e si capisce come, guardando queste immagini, sia una questione di fede verso valori diversi, certamente più antichi rispetto a quelli diventati la quotidianità in questo terzo millennio. L'uso delle candele benedette nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio, che nello scandire del tempo delle nostre radici rurali è segnato nel giorno della Candelora, risale ad oltre 1600 anni fa, così come la venerazione per questo santo guaritore vissuto molto lontano dalle terre venete, eppure sentito a tal punto da dedicargli un'intera comunità tra il Sile e il Piave. Benedizione della gola perché? Perché è attribuito, è legato a quello che è stato il miracolo più importante e conosciuto di San Biagio, cioè il fatto di aver salvato un bambino che la madre ha presentato al vescovo Biagio, dolente, anzi in pericolo di morte, dopo aver ingoiato una lisca di pesce, e questo invece lui l'ha guarito, e da qui è diventato il protettore della gola. Ieri l'unica speranza di fronte alle prove della vita, oggi forse facile abbinamento con la superstizione per chi del materialismo nella modernità ha fatto la sua ragione di vita. Ma a queste posizioni si contrappongono queste persone, sindaco in testa, simbolo del paese intero. Si schierano questi volti, molti dei quali giovani e quindi esempio di futuro e non di passato. Ecco perché oggi più che mai la questione della fede è attuale nelle nostre comunità. La ricerca della fede, un parere mio del tutto personale, secondo me è più forte che mai. È tutto per questa edizione, tra poco torna 20:10, in studio Romeo Scarpa, presidente di Italia Nostra, sezione di Treviso, e Guido Pomini, presidente di Federmoda dell'Ascom Confcommercio. E poi alle 21:15 torna Ring su Antenna 3, Ruspe avanti o indietro, il titolo della puntata di questa sera. In apertura parleremo dell'emergenza neve e le novità sulla raccolta tronchi in montagna dopo l'alluvione di ottobre. Poi Italia in recessione, bilancio di quota 100 e reddito di cittadinanza, ma le grandi opere, che si fa? Alle 21:15 dunque appuntamento con Ring, in studio Giampaolo Bottaccin, assessore all'ambiente della Regione Veneto, Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia, Giacomo Vendrame della CGIL, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle e Marcello Bano della Lega. È tutto dunque per questa edizione trevigiana dei nostri notiziari. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.
Ben ritrovati al meteo, continua il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo per lo più stabile, tuttavia al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso, temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà soleggiato. Sarà infatti sereno al massimo, con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota, temperature minime oscillanti tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 9 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche su questa regione un tempo stabile, soltanto qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato. Temperature minime oscillanti tra -8 e -1 grado, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.